Un buco sulla mano destra, da qui è entrata in circolo l'eroina letale che ha stroncato la giovane vita di Federico Bertollo. Questo è il primo dato emerso dall'autopsia eseguita nelle scorse ore sul corpo del ragazzo trovato morto in un appartamento di questo condominio di Cittadella. Il fatto che il buco sia sulla mano destra valora ancor di più la versione che l'eroina sia stata iniettata a Federico proprio dal 49enne che gliel'aveva venduta e che ora si trova in carcere. Un incidente a 14 anni, infatti, aveva reso il 23enne invalido al braccio sinistro, quindi non avrebbe mai potuto farsi l'iniezione da solo alla mano destra. L'autopsia invece non ha ancora stabilito con certezza l'orario della morte. Non è chiaro quanto sia durata l'agonia del ragazzo. L'echimosi sotto l'occhio sinistro pare invece compatibile con la caduta. Forse Federico si è sentito male ed è svenuto. Forse, se i soccorsi fossero stati chiamati in tempo, Federico si sarebbe salvato. Per il momento ci sono solo alcune dichiarazioni di una terza persona presente all'interno dell'appartamento. Un amico del 23enne che lo aveva portato a casa del 49enne. È stato proprio lui a raccontare che il proprietario di casa, dopo aver venduto l'eroina, si era prestato per iniettarla ad entrambi. Secondo il suo racconto, poi, Federico si era assopito e loro avevano pensato stesse dormendo. Una ricostruzione tutta da verificare e che potrà essere chiarita anche da ulteriori esami tossicologici sul corpo della giovane vittima. Cercheremo di far valere le giustizie per Federico, che se lo merita, e ripeto, è una bravissima persona e merita giustizia e non deve essere riconosciuto e considerato un drogato, ma deve essere considerato una brava persona, quale lui era. Federico potrebbe essere morto per una dose di eroina troppo pura, forse tagliata male, o addirittura per colpa dell'eroina killer che nell'ultimo periodo ha fatto altre vittime tra Padova e Venezia. Ci vorranno almeno 30 giorni prima di conoscere l'esito dei test tossicologici disposti dal pubblico ministero, ma intanto l'allarme per questa sostanza letale resta alto. La procura ha dato il nulla osta per la restituzione della salma del 23enne ai familiari. Per sabato mattina alle 10 a Cittadella sono stati fissati i funerali.